Bentrovati amici a questa nuova puntata di Parliamone. Abbiamo dato un titolo, L'amore che mi ha fatto incontrare Cristo. Ospite è una ragazza giovanissima, si chiama Erika Ali, alla quale do il benvenuto, e a Don Salvo Bucolo, che come sempre ci accompagna in queste nostre trasmissioni. Di Erika abbiamo già in un certo senso parlato, quantomeno abbiamo parlato di te raccontando la storia di Gioele. Abbiamo avuto i loro genitori, ma voglio che sia Don Bucolo a sintetizzare e a ricordarci perché abbiamo parlato di Erika e adesso oggi vogliamo sentire proprio la sua testimonianza. Sì, come dicevamo, sono venuti qualche puntata fa mamma Loredana e papà Sebastiano, che hanno dato testimonianza del loro figlio Gioele, ma soprattutto della fede di Gioele, il quale maggio dell'anno scorso gli hanno diagnosticato un tumore. Lui ha affrontato con fede insieme con tutta la famiglia questo problema di malattia, e proprio il 3 ottobre, il giorno del trapasso di San Francesco, Gioele è tornato alla casa del padre. Erika è la fidanzata di Gioele. Qual è la cosa straordinaria? Che Gioele fin da piccolo, da bambino, posso dire anche fin dal grembo materno, perché conosco la famiglia da sempre, viveva della fede di Cristo, mentre Erika, per la sua storia personale, non conosceva Cristo, non conosceva la Chiesa. Quindi questo incontro di amore fra Gioele ed Erika è stato non solo un incontro in cui l'uno ha trovato qualcosa di importante nell'altro, ma per Erika Gioele è stato un canale straordinario di trasmissione della fede per lei e per tutta la famiglia. Per questo la puntata di oggi è l'amore che mi ha fatto incontrare Cristo. Cioè lei può veramente raccontare come questa relazione d'amore ha fatto incontrare Gioele, ma ha fatto incontrare qualcosa più importante, Gesù Cristo, di cui ora lei può dare testimonianza. Certo. Erika, allora intanto con Gioele tu sei già giovanissima, quindi a che età vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti quando io avevo soli 14 anni e Gioele ne aveva 17, quindi fin da piccolissimi. E siete stati insieme 3 anni, se non ricordo? No, 6 anni. 6 anni? 6 anni di fidanzamento, un fidanzamento cristiano, durante cui Gioele non solo mi ha mostrato il suo immenso amore, ma mi ha anche portato alla fede. Dico questo in quanto io ero completamente distante da Dio. Come tanti ragazzi di adesso. 14-15 anni, non tutti frequentano la chiesa. Esattamente, però rimanevo sempre affascinata del modo in cui mi parlava di Dio, del modo in cui lo amava e lo lodava, e questo ha fatto accrescere in me un forte desiderio. C'è qua la vostra foto, siete buffi in questa foto. Sì, questo è l'inizio del nostro fidanzamento, solo qualche mese. Certo. Solo qualche mese fidanzati e proprio lì, già dall'inizio del nostro fidanzamento, Gioele ha cercato di avvicinarmi da sempre al Signore, portandomi alle catechesi del cammino neocatecumenale, presso quella che lui chiamava casa perché la parrocchia di San Leone qui a Catania, dove lui è cresciuto attraverso questo cammino di fede. E quindi poi cos'è accaduto? Piano piano tu ti sei avvicinata, no? Sì, infatti sabati sera andavamo alle celebrazioni eucaristiche e la domenica cantavo le lodi insieme alla sua famiglia. Pian piano mi sono avvicinata perché io, a differenza di Gioele, sono cresciuta in una famiglia credente ma non praticante, per cui ero completamente distante dall'ambiente ecclesiale e sconoscevo completamente Dio tanto da bestemmiarlo. E Gioele pian piano mi ha avvicinato, sì, mi ha avvicinato e ha fatto crescere in me un amore e una fede sincera in Dio. Via via il vostro rapporto va avanti, però c'è un momento in cui Gioele si ammala. Esattamente. Nel 2020 Gioele viene diagnosticato un tumore a basso grado all'encefalo, per cui dovette operarsi a Milano e io non sono potuta partire perché ero ancora troppo piccola. Però veramente laddove c'è stata la sofferenza il Signore ci ha donato tanti momenti di gioia e d'amore. Qui la regia ci sta mostrando forse uno dei momenti di sofferenza, perché vedo che Gioele è in un letto di ospedale, se non riesco, se capisco bene. Questo appunto è la malattia che l'ha colpito più recentemente, nel maggio dello scorso anno, perché 3 anni dopo il primo intervento del 2020 lui
si è laureato esattamente il giorno stesso in cui è stato operato. 3 anni dopo, il 29 settembre 2023, si è laureato. E qui con la abbiamo anche lode. la foto di voi due, grandi che state festeggiamenti. festeggiando Sì, questo bel perché risultato. per lui veramente la laurea è stato un percorso veramente tanto pieno di sacrifici, pieno di grandi sforzi. Tu come gli stavi accanto? Come gli stavo accanto? Beh, noi dopo la laurea avevamo deciso di andare a Perugia per iniziare gli studi universitari, perché nello stesso anno io mi sono anche diplomata e a Perugia trascorrevamo tutti i giorni insieme, le giornate trascorrevano serene tra gli studi e le grandi passeggiate che facevamo nell'esplorare le bellezze dell'Umbria. E qui infatti c'è un'altra foto, Esatto. voi siete lì. Qui eravamo proprio ad Assisi e Gioele era particolarmente legato a questa città. Infatti la scelta di Perugia non è stata proprio una casualità, ma proprio mirata all'intenzione di andare sempre ad Assisi. E tu lì invece cosa frequentavi? Io facevo il graphic design, mentre Gioele chimica inorganica alla magistrale. Quindi tutti e due ragazzini che si amano, che stanno bene insieme, che stanno vivendo la loro esperienza di studi fuori, è tutto Sì. veramente molto bello. Poi, come dire, un trauma che si era superato brillantemente, quindi tutto lasciava presagire che veramente il vostro futuro Esatto. poteva avere, come dire, una strada spianata, bella, perché andavate d'accordo, quindi la fede vi univa ancora di più però. Esattamente, sì, anche lì a Perugia frequentavamo il cammino neocatecumenale. Io infatti anni prima, quando lui mi ha invitato alla catechesi, per un motivo o per un altro non ho completato gli incontri. A Perugia ho avuto proprio l'occasione di essere accompagnata da Gioele alle catechesi e il giorno in cui ho detto il mio sì, con la benedizione del Vescovo di Perugia ho anche ricevuto la mia prima comunione. Ah, e quindi tu hai fatto la prima comunione, Esatto. che eri già un po' più grande Sì, sì. rispetto al solito. Sì, sì. I miei catechisti mi hanno anche regalato la mia prima Bibbia. Lì sui dadi Gioele, per far fronte allo stress degli studi universitari, cercavamo il Signore attraverso i libri di Siracide e questo ci aiutava molto anche nel nostro rapporto di fidanzamento. Quindi la lettura della Bibbia vi accompagnava in queste anche difficoltà negli studi, perché si sa che la tensione di quando si deve dare una materia, insomma, questi ragazzi Don Bucolo cercavano l'appiglio nella Bibbia anziché nella distrazione. Sicuramente anche voi, insomma, andavate al cinema, insomma, avevate i vostri momenti di svago, però la Bibbia era un'ancora, diciamo, a cui aggrapparvi nei momenti più di tensione. Infatti Gioele mi ha anche insegnato durante il nostro fidanzamento quanto sia importante l'ascolto della parola, perché è attraverso la parola che si può incontrare il Signore. Infatti così è stato. La preghiera mi ha sostenuto tantissimo e la preghiera del Rosario è stata grande luce per me nei momenti bui. Io, vedendo le foto e anche sentendo adesso per la prima volta ascoltare Erika e nel sentire parlare del loro fidanzamento, ecco, noto come la fede dà bellezza alla loro relazione di amore. A volte pensiamo che la fede sia un qualcosa di estraneo alla nostra vita, in questo caso alla relazione di amore tra Erika e Gioele. In realtà quella stessa fede dava bellezza, dava gioia, dava fondamento, dava una straordinarietà alla loro relazione, perché in fondo, ed è questo credo che sia una cosa molto importante che dovremmo fare con i giovani, la fede aiuta a capire come il loro incontro è un incontro nel progetto di Dio. Uso una parola che in genere non si utilizza mai per quanto riguarda un fidanzamento, una vera e propria vocazione. Cioè, se Gioele ha incontrato Erika ed Erika ha incontrato Gioele, è perché c'è una chiamata che viene dall'alto che li ha fatti incontrare. La scrittura, la Bibbia, non è soltanto un conoscere le cose della Bibbia, un parlare di cose morali. La parola gli aiuta a leggere la loro vita in modo straordinario. Quindi in realtà potrei dire, è una cosa strana, che questa cosa li ha anche preparati a quello che poi le è avvenuto, perché vedete, non ci si può improvvisare, non può uno affrontare qualunque difficoltà della vita se non c'è un fondamento, come dicevamo poco fa, nella scrittura, ma anche nella fede. Erika, il vostro futuro sembrava veramente roseo. Arrivato a un certo punto invece, purtroppo, accade che Gioele si sente nuovamente male. Esatto.
Eravamo a Perugia e da lì Gioele iniziò ad avere alcuni malesseri, mal di testa, capogiri, mal di schiena, tanto che avevamo smesso anche di frequentare le lezioni, io mi prendevo costantemente cura di lui. A un certo punto, vedendo che continuava ancora a stare male, abbiamo deciso di recarci al pronto soccorso di Perugia ed è stato da lì che ebbe inizio il calvario. La situazione si allarmò, abbiamo preso un pullman da Perugia e ci siamo catapultati a Milano, dove a maggio iniziò tutto. Abbiamo tanto parlato di Gioele in una trasmissione precedente, ma tu come hai accolto la notizia? Ecco, io sinceramente all'inizio sono stata piuttosto scoraggiata, non vedevo una luce in fondo a quel tunnel e mi sentivo parecchio impotente nel vedere l'amore della mia vita che soffriva in quel modo e non poter fare nulla. Ero scoraggiata anche nella preghiera, ma Gioele un giorno, vedendomi scoraggiata, mi disse: Vi, pensa che Dio ci dona la vita, noi abbiamo un corpo e siamo fragili, Dio no. Se io non ce la farò, voglio che Dio diventi l'amore della tua vita. Ed è stato lì che Gioele, dicendomi questo, mi ha spinto a perseverare nella preghiera, a cercare il Signore. Appunto, come dicevo prima, il rosario è stato veramente luce per me. Quindi diciamo che Gioele ti ha incoraggiata a perseguire, a continuare ad avere fede, malgrado la realtà sembrava dire il contrario, tant'è vero che poi Gioele non ce l'ha fatta, però hai vissuto assieme a lui con grande fede tutto il percorso e il calvario di Gioele. Io a Milano ero lì accanto a lui, sono stata con lui tutto il tempo, ho assistito alle sue sofferenze, alla malattia che sgretolava le sue ossa e questo per me è stato veramente qualcosa che mi ha portato all'incontro col Signore, perché è stato proprio lì, nel luogo più inaspettato della mia vita, in quel luogo di sofferenza, in quel tunnel in cui non vedevo la luce, che ho trovato la luce, perché nel padimento delle sofferenze di Gioele ho visto veramente Cristo in croce farsi carne in lui. Quindi hai potuto veramente sentire Dio vicino. Esattamente, e anche comprendere appieno quanto sia concreto che veramente Cristo, salendo su quella croce, ha sconfitto la morte, perché vedevo Gioele, nonostante la grande sofferenza che gli struggeva le ossa, il suo spirito non si arrendeva mai a cercare il Signore e a cantargli lode. L'ho visto veramente dire al Signore quel sì, eccomi, e davanti a quel sì vedere anche come il suo spirito si permeava di quella grazia, come veramente con fede si rinnovava nella speranza viva che, come Gioele diceva, siamo fatti per il cielo, la nostra meta è il cielo. E davanti a quella grande fede di Gioele, questa è stata una grande forza per me. Infatti questo mi fa pensare a quello che diceva San Paolo: ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Ed ecco come ho visto lo spirito di Gioele rinnovarsi in quella speranza viva che Cristo ha sconfitto la morte e che è veramente risorto. E tu dentro la senti questa forza viva di Dio? Sì, la sento tanto e l'ho sentita anche grazie alla grazia sacramentale dell'amore, che è stata forza per me e per Gioele nell'affrontare questo buio che ha travolto le nostre vite, perché affermo grazia sacramentale dell'amore perché l'amore è un vero e proprio sacramento e l'ho compreso in quel grande momento di impotenza, perché il Signore ci ha dato di accrescere questo amore così profondo l'uno per l'altro che ci è stato di sostegno concreto. Infatti Gioele, mi ricordo che la mattina un giorno si svegliò e mi disse: Vi, io oggi mi sono svegliato con la voglia di tornare presto a stare bene, per trovare una casa, un lavoro, così da poter iniziare presto a pensare a sposarti. Poi mi disse un altro giorno pure: Vi, io voglio superare tutto questo con forza per te, per essere il marito che hai sempre voluto se Dio vorrà. E su questo, nonostante l'amore, comunque la volontà di Dio veniva sempre prima per entrambi. E questa la reputo una grazia immensa. Quindi mettere la vostra vita nelle mani di Dio e dire: questi sono i nostri progetti, ma se il tuo progetto è un altro, noi lo accettiamo, lo accogliamo pur nella sofferenza. Sono parole molto forti, sono posizioni veramente che fanno rabbrividire e che sono veramente storie di vita vissuta, quella che noi vi raccontiamo e si capisce, si percepisce perfettamente. Ci fermiamo per qualche istante, continueremo a raccontarvi la storia di Erika e di Gioele e vedremo un po' come poi è proseguita tutta la loro vita, la vita di Gioele ma la vita di Erika che è qua con noi a donarci questa sua testimonianza. Grazie Erika ancora, però voi non abbandonateci perché fra pochissimo ritorniamo a parlare con Erika e con Don Salvo Bucolo. A tra pochissimo.
Stiamo ascoltando la storia di Erika Ali, del suo fidanzamento con Joel, un ragazzo di cui vi abbiamo parlato assieme ai suoi genitori, un ragazzo che ha avuto un tumore devastante che non ce l'ha fatta. La trasmissione, se volete rivederla, quella della storia di Joel, è Sempre vivi mai morti, la trovate su internet, sulla nostra pagina Sicilia Play. Erika ci sta raccontando il percorso che ha, come ha conosciuto l'amore di Cristo attraverso questo fidanzamento, questo incontro con Joele, e come in lei è cresciuto l'amore in Dio attraverso anche la sofferenza, vedendo la sofferenza di questo ragazzo e di come lui ha affrontato la sofferenza e come quasi per mano l'ha condotta ad avere fiducia in Dio. Don Salvo, è una testimonianza molto forte, esatto, quella di Erika, se consideriamo che Erika ha 20 anni e tutto questo lo ha vissuto quando era ancora più ragazzina. Esatto. Joele è andato via, è andato alla casa del padre da pochi mesi, quindi Erika era già maggiorenne, sì, diciamo, ma ha conosciuto Joele che aveva appena 14 anni. Se dovessi con una parola dire quanto Joele ha fatto ad Erika, e poi Erika ci sta testimoniando, Joele è stato così fedele alla sua fede che nel momento della sua croce l'ha contagiata totalmente ad Erika. Cioè lei qui perché la sua fede, la sua fedeltà alla sua fede l'ha portata a far sì che lei viva pienamente il mistero di Cristo, di cui ora siamo qui ad ascoltarla. Erika, dunque, Joele sperava con tutte le sue forze di poter guarire, in maniera tale che potevate anche sognare un futuro insieme, poteva essere il marito che tu avevi sempre desiderato, voleva essere un marito perfetto, un marito che ti potesse rendere felice. Ma c'è un momento in cui Joele capisce che invece per lui non c'era futuro, diciamo. Esattamente. Joele era pienamente cosciente di dover andare via perché durante quei mesi di sofferenza a un certo punto ho iniziato a chiedermi come mi sarei comportata nei panni di una vedova che aveva perso suo marito. E io inizialmente dapprima risposi che non immaginavo una vita senza di lui, perché era lui il senso della mia vita, il mio futuro. Ma vedendo che i giorni in cui Joele mi abbia lasciata si stava avvicinando, io decisi di fargli una promessa davanti a Dio e gli dissi: Vi, io se non potrò essere tua voglio essere solo di Cristo. E Joele, mi ricordo che dolorante si commosse e mi regalò un sorriso meraviglioso che non dimenticherò mai e mi ha detto: Vi, grazie, ora che mi hai detto questo posso morire in pace. E solo pochi giorni dopo mi lasciò. Essere solo di Cristo, però questo significa lo si può essere sempre. Esatto. Qualunque sia il futuro, il tuo futuro, poi magari lo capirai, no? Esattamente. Tra l'altro c'è un evento inedito che vorrei raccontare, dico inedito perché eravamo io e lui da soli, ci trovavamo a Milano a casa di quel fratello di comunità che ci aveva ospitato, Ermanno. E mentre eravamo lì, Joele era disteso sul divano e io ero vicino a lui. D'improvviso vedo che inizia a pizzicarsi i palmi delle mani e gli chiedo che cosa stesse succedendo e vedo che aveva conficcate delle spine. Lui le ha prese, se le ha tolte perché gli davano fastidio e le ha gettate sul pavimento. E ho visto Joele che nelle mani aveva delle spine? Esatto, delle vere e proprie schegge di legno. E ho detto: ma da dove le hai prese queste spine? E Joele era allibito quanto me. E in quel momento mi disse che quel particolare evento l'aveva fatto pensare a San Francesco d'Assisi, a cui, come detto, era particolarmente legato. Perché lui, se non si sbagliava, era il primo santo a aver ricevuto le stigmati. E che questo l'aveva invitato a riflettere sul fatto che sono stati tanti i santi nel corso della storia che chiesero direttamente a Dio di poter patire quelle sofferenze. E lui mi disse: io non ho chiesto niente di tutto quello che mi sta succedendo, non ho chiesto questa sofferenza, ma se è volontà di Dio che ben venga la sofferenza, perché a me interessa fare solo la sua santa volontà. E davanti a questo io scoppiai in lacrime per la commozione, ero pietrificata, però allo stesso tempo provavo grande speranza nel Signore, nel perseverare nel Signore. Arrivato settembre, Joele mi obbligò a recarmi a Perugia per completare gli esami che non avevo potuto dare a causa della situazione. Io non volevo andare perché fino a quel momento non lo avevo lasciato un solo attimo e temevo che ogni giorno potesse essere l'ultimo. Ma Joele con insistenza mi inviò lì a Perugia perché voleva che io mi realizzassi. Quindi, pur essendo nella sofferenza,
non è stato, come dire, egoista, no? Perché spesso quando ci si sente male si vuole la persona amata accanto fino all'ultimo, invece desiderava che tu ti realizzassi, che fossi felice, che non ti dedicassi solo a lui. Esattamente, con quell'occasione io colsi l'occasione per andare ad Assisi e chiedere intercessione a Carlo Acutis, a cui tanto i cappellani dell'ospedale di Milano l'avevano confrontato dicendogli tu sei il secondo Carlo Acutis, cosa che infastidiva molto Gioele perché diceva non mi potete dire che io sia santo perché ho i miei peccati. E nel frattempo mi sono recata anche alla Basilica di San Francesco, dove insieme a mia madre abbiamo ricevuto l'Eucaristia e abbiamo chiesto intercessione al santo. Mentre mi trovavo lì acquistai per Gioele un rosario con il crocifisso a cui lui tanto era legato, il crocifisso di San Damiano. E non appena sono tornata a Catania mi sono recata nel reparto di cure palliative dello IOM e proprio in quel momento, quando Gioele viste quel rosario, era contento, ecco, era contento e mi diceva vi grazie, sono sempre con il rosario in mano e quando ho forza prego. E quella stessa notte io rimasi là in ospedale insieme a Gioele e a sua madre e fu proprio quella notte in cui Gioele, tenendo in mano quel rosario, parlava con questo Francesco. Sì, infatti, l'abbiamo detto proprio nella trasmissione in cui si parlava di Gioele, nella trasmissione, lo ricordo per chi la volesse rivedere, Sempre vivi mai morti, la potete ritrovare su Sicilia Play. Erika, chiaramente tu ci parli di questi momenti vissuti con Gioele, ma nel frattempo, quando succedeva tutto questo, tu come vivevi? Cioè vivevi di fede riflessa, la fede in te cresceva nel vedere quella sofferenza? La fede in me cresceva, infatti io ero sempre con il rosario in mano, fino all'ultimo, fino a quando Ma Gioele... perché nel frattempo Gioele capiva che non ce l'avrebbe fatta, tu invece hai sperato fino all'ultimo? Esatto, io ho sperato fino all'ultimo. E quando poi invece non è andata come tu desideravi? Ho avuto comunque fede e speranza. Hai avuto perché... un modo di ribellione, Dio perché hai fatto questo, oppure hai accettato? No, perché Gioele mi ha insegnato a non chiedermi perché a cose a cui non posso dare risposte certe. Io infatti mi rendo conto come quello che Gioele cantava, perché il Signore ci ha donato dei momenti meravigliosi in quella sofferenza, notti completamente in bianco a cantare lode al Signore, con Gioele che sorrideva di fronte a quel dolore. E Gioele cantava il canto che appunto fa oggi la salvezza è entrata in questa casa. E mi rendo conto come veramente il Signore abbia dimorato con noi in quella sofferenza, con me per prima, perché mentre Gioele mi lasciava il Signore mi ha accompagnata con la preghiera del rosario. E nelle mie lacrime, nella grande sofferenza che ho provato, io avevo la certezza che Gioele veramente andava in cielo, che andava in paradiso, che c'era questo Padre misericordioso che lo accoglieva. Ma tu adesso come ti senti? Ti senti, come dire, te lo senti vicino? Senti la presenza di Dio, la senti ancora vicina? Capisco che la mancanza di un fidanzato, di un affetto, di un amore c'è e io non posso non chiederti se ti manca Gioele, perché io immagino che ti manchi come ragazzo, come fidanzato. Ma ecco, ma dal punto di vista spirituale tu ti senti, perché in quei momenti avevi la testimonianza di Gioele che ti aiutava nella fede. Adesso che sei sola, che devi andare avanti da sola con la tua fede in Dio, ecco, la forza dove la trovi? Ce l'hai ancora? Hai ancora la stessa fede di quando era Gioele e ti aiutava in questo? Forse è cresciuta ancora di più, perché mi sono resa conto come la croce non sia solo un luogo di dolore, ma sia un luogo di incontro con il Signore. E vedo come sullo stare appoggiata su questa croce insieme al Signore è possibile sopportare l'impossibile. Mi rendo conto come la parola per me si sia rivelata essenziale, quell'ascolto, perché io tutte le notti sono ad aprire la Bibbia e cercare il Signore, ascoltare la sua parola, e attraverso cercare il Signore sento quanto sia vivo Gioele. Sento come veramente Gioele sia vivo. Spiritualmente me lo sento sempre vicino anche in questo momento, perché so che è con il Signore e che nel Signore in fondo noi siamo uniti per sempre, perché veramente l'amore è un sacramento eterno che Cristo stesso ha istituito su quella croce e ancora oggi vive, perché è eterno. Quindi veramente benedico il Signore perché mi dà di non pensare solo alla fisicità, perché chiaramente umanamente la fisicità, soprattutto in una relazione, manca la fisicità. Però la spiritualità, quella presenza spirituale supera anche questo. Come vedi il tuo futuro? Sinceramente non lo so ancora, però
non escluderei niente, non escluderei neanche una vita dedicata completamente al Signore, proprio una strada vocazionale. Tu comunque, come dire, dici, Signore, sia fatta la tua volontà, tanto prima o poi lo capirai. Esatto, prima o poi lo capirò, ma già oggi già si vedono i frutti, perché i miei genitori, che erano completamente distanti dalla Chiesa, vedendo la testimonianza viva di Gioele, oggi sono entrati in cammino, sono anche responsabili della loro comunità, quindi si vedono già i doni grandi che il Signore ci ha fatto, sia nel grande amore che ha coltivato, che appunto ci unisce al di là della morte, ma sia anche nell'amore che ha portato nei cuori delle persone nell'avvicinarsi a Dio. Don Salvo, il Signore, possiamo dire, è entrato nella vita non solo di Gioele, ma di Erika, della sua famiglia. Il Signore entra a porte chiuse, sempre. Esatto. E dà speranza, dà fiducia, dà amore e riesce a far sopportare delle sofferenze anche a dei giovani così giovani, perché, lo ripeto, Erika ha 20 anni. Esatto. E sta parlando come una... Cioè, noi abbiamo avuto tante testimonianze di persone adulte che ci hanno detto, ci hanno raccontato la loro fede, abbiamo visto fede matura, ma qui stiamo vedendo, stiamo ascoltando la testimonianza di una ragazzina, per me sei una ragazzina ancora, ma che ci parla per un'esperienza vissuta talmente in prima persona, talmente come dire, ha avuto questo contatto con Dio attraverso il fidanzamento, attraverso il cammino che ha fatto. Quindi il Signore è entrato nella vita di queste persone, quindi di Erika, della sua famiglia, della famiglia di Gioele. Sì, giustamente la domanda centrale, perché la sua storia sa dell'incredibile, ma è reale, è qui, è presente, è in carne e ossa. Cosa sarà del futuro di Erika, no? Io credo che qualunque sarà il suo futuro, una cosa è certa: Erika si senta amata profondamente da Cristo tramite, e questo l'ha scoperto tramite Gioele. Io utilizzo un termine poco conosciuto, ma per me importante, in cui lei si sente sposa amata da Cristo. Poi cosa sarà domani, se si consacrerà, se incontrerà un'altra persona, non è importante. Anche perché sappiamo che Cristo vuole la sua felicità. Ecco, l'importante è la relazione di amore, perché qui si stiamo parlando di un amore divino, di un amore eterno, ed è questo amore eterno che la tiene qui a parlare di una storia assurda, perché io sfido altre ragazze alla loro età ad avere una storia così, a parlare in questi termini, a parlare con questa convinzione, con questa fede, che chiaramente non posso non dire è dono della grazia del Signore, perché il Signore in modo creativo arriva dove noi non osiamo immaginare. Per cui quale sarà il suo futuro? Io credo che il suo futuro, qualunque esso sia, lei è stramata dal Signore. Questa è la certezza che lei si porterà sempre, non solo, ma sicuramente il Signore si servirà di lei, perché tanti giovani, tanti ragazzi come lei possono comprendere che c'è qualcosa di straordinario che bisogna accogliere. Quindi io ringrazio Erika, perché in questo momento lei è il sacramento dell'amore di Dio che si rende presente in questo studio, dinanzi alla quale, come dice Dio a Mosè, dobbiamo togliere i sandali, perché qui c'è una terra santa, qui c'è la terra di Dio che si fa amore, che si fa carne. Grazie Don Salvo, siamo in chiusura. Grazie Erika tantissimo per questa tua testimonianza. Grazie a voi per l'opportunità di portare quando sia grande il Signore. Grazie veramente Erika, e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. La trasmissione, anche questa, la troverete su Sicilia Play se volete rivederla. Grazie ancora e alla prossima.